Allora, con l'intervista da Attilio Fontana chiudiamo la pagina lombarda e ci spostiamo invece dove? Nel Veneto, a Padova, dove ha avuto luogo il congresso della Lega Nord, Liga Veneta, che ha sancito l'elezione di Flavio Tosi. Sentiamo là i militanti e i delegati che cosa hanno detto. Delegato per il congresso della Liga Veneta, da dove? Da Verona città, quindi diciamo che il voto andrà per Flavio Tosi che rappresenta il campo. Non te l'ho ancora chiesto? Ma io te lo dico già adesso. Subito? Sì. Hai già deciso tu? Bisogna essere chiari, io ho deciso da mesi. Ho capito. Senti, una domanda. Detto così volgarmente, se tu fossi arrivato qui come delegato, senza conoscere i candidati, senza conoscere i loro programmi e ascoltando quello che poi hanno esposto lì dentro, ecco, avresti scelto serenamente uno dei due o meglio, chi dei due ti avrebbe convinto? Senza conoscere, chiudendo gli occhi. No, diciamo che ho sentito soprattutto da parte di Tosi una proposta politica concreta, che penso sia quello che serve in questo momento alla Lega per ripartire e per ritornare ad avere la credibilità nei cittadini. Perché veramente abbiamo gli strumenti e le possibilità e la forza, perché ce l'abbiamo col governatore del Veneto, con le tante sezioni, i tanti militanti, i tanti amministratori, ma non solo nel Veneto, anche nella Lombardia e nel Piemonte, per essere una forza che veramente va a trattare con Roma, come fanno alcuni partiti, ad esempio la Südtiroler Volkspartei, essendo molto più piccola di noi, e per riuscire a portare a casa le cose che vogliamo da molti anni. Quindi credo che serve concretezza in questo momento e portare finalmente a casa i risultati. Ecco, sentendo i congressisti parlare ci è sembrato di capire che c'è una forte richiesta, magari dovuta ai fattacci pubblicati dai media sulla Lega milanese, chiamiamola così, sui vertici federali, questa voglia di tornare a dire: guardate che noi siamo veneti, noi siamo l'unico popolo, vogliamo un rapporto paritetico tra il Veneto e il resto dell'orbe della Lega Nord. È una cosa che si percepisce o è veramente così? Io credo che forse chi è stato in difetto fino a questo momento da questo punto di vista lo chiede, perché io non ho bisogno di ritornare ad essere fiero di essere veneto della Liga Veneta. Io lo sono sempre stato fiero e non mi sono mai sentito subalterno a nessuno della Lombardia, ovviamente in base al ruolo politico, ma ero subalterno a Giampaolo Gobbo, ero subalterno ovviamente ad Umberto Bossi come a tanti altri esponenti della Lombardia e del Veneto, in quanto il mio ruolo di militante era quello. Ma adesso venire a dire che non dobbiamo essere subalterni alla Lombardia mi sembra una sciocchezza, perché noi non dovevamo mai esserlo stati, e credo che se magari qualcuno si è sentito subalterno è perché lo ha voluto fondamentalmente. Quindi credo che siano parole che magari bisognava fare un anno fa e non adesso, perché adesso è ovvio, questa cosa qua è ovvia e noi dobbiamo ovviamente avere pari dignità della Lombardia, ma io credo che fondamentalmente l'abbiamo sempre avuta. Io Legnaro, provincia di Padova. Che cosa ti aspetti da questo congresso? Ma io sono simpatizzante e tifo per Massimo Bitonci, lo conosco abbastanza bene e per me è una persona che può dare molto per il Veneto, oltretutto è anche un padovano, quindi noi speriamo vinca Massimo Bitonci, insomma. Ecco, in questo momento, con tutto quello che è accaduto a livello federale nella Lega Nord, che cosa ti aspetti da questo congresso per il futuro, al di là del tifo per Bitonci, o che cosa ti aspetti che si faccia per recuperare una certa fiducia dagli elettori? Ma diciamo che io mi aspetto che si continui a lavorare bene, quelli che lo hanno sempre fatto continueranno a farlo, quelli che eventualmente è tutto da vedere, da verificare ancora, da dimostrare, perché comunque ci sono delle persone che sono state indagate, però fino adesso non mi risulta ci siano state ancora delle sentenze o delle condanne passate in giudicato. Ciao. Quindi io ho fiducia che le persone che hanno sempre lavorato bene continuino a farlo, e poi se eventualmente qualcuno non l'ha fatto che si metta in riga sostanzialmente. Che cosa ti ha convinto del programma di Massimo Bitonci? Ma, ripeto, io lo conosco abbastanza bene. Una fiducia personale, quindi? Una fiducia più che personale, perché comunque io l'ho visto lavorare sul territorio, lui è ex sindaco di Cittadella, sì. E oltre che essere, diciamo, onorevole, quindi lui è sempre stato presente in maniera molto attiva sul territorio. Da un po' di tempo a questa parte è anche segretario a Padova e comunque insomma tutte le iniziative che lui sta portando avanti, che ha portato avanti, sono veramente molto positive e noi le condividiamo al 100%, insomma. Bene. Treviso, presidente del Consiglio provinciale di Treviso. Che cosa si aspetta da questo congresso? Tranquillità e chiarezza.
è un punto di ripartenza che condividiamo, che vengono condivise dalle opposte fazioni cosiddette, e l'auspicio è quello che ci sia un autunno costruttivo. In sintesi è questa la mia speranza, perché attualmente non ci sono queste condizioni. Quindi la stagione, poi un po' di vacanza, sicuramente sarà la nostra battaglia d'autunno. Ecco, questo mi sento in grado di affermare e sono convinto. Quanto ha pesato la diffusione delle polemiche, degli atti giudiziari, di quello che i media hanno buttato in giro sulla Lega Nord anche qui in Veneto? È stato devastante, ma non in quanto all'interno nostro, bensì il nostro popolo, la nostra gente, i nostri elettori. Ecco qua, adesso torniamo invece con un'intervista molto interessante realizzata in Veneto, l'intervista al Doge Luca Zaia. Sentite un po' che cosa ha detto. Buona domenica, siamo venuti a disturbarla in casa sua. Che cosa si aspetta da questo congresso della Liga Veneta? Beh, direi che dal giorno dopo, dall'istante dopo l'elezione del nuovo segretario, ci sia unità, coesione e che ci sia ben chiaro l'obiettivo, che sia chiaro l'obiettivo che il nemico non è in casa ma è fuori da casa. La settimana scorsa i miei microfoni, i microfoni di Radio Padania, che non sono miei, ma fa niente, ha detto una cosa veramente fondamentale per quel che riguarda il futuro degli amministratori della Lega. Chi si occupa della Lega deve occuparsi esclusivamente del movimento e sarebbe meglio che non si occupasse contemporaneamente di gestione della cosa pubblica. Ecco, il nuovo segretario della Lega Veneta e anche il nuovo segretario della Lega Lombarda e il nuovo segretario federale della Lega Nord dovranno comportarsi sarebbe meglio che si comportassero secondo questo modo nuovo di fare politica. Ma guardi, più mano libera abbiamo meglio è. Io sono convinto che il futuro comunque andrà in questa direzione. Siamo in un momento di transizione, vanno bene anche altre soluzioni, però il futuro della politica sarà quello che chi dirige i partiti non farà amministrazione. Lo dico perché un segretario di partito deve fare anche scelte coraggiose, scelte forti che possono andare direttamente a collidere magari con l'amministrazione che sta governando. Pensi al mio caso. Per cui non è facile mediare. Del resto, che accusa si fa alla Lega? Di aver ceduto tanto sul fronte governativo in ragione delle virtù della ragion di Stato, e c'è sempre questo rischio. C'è il rischio anche di non fidelizzare più l'elettorato dopo tutto quello che è successo a Milano, chiamiamola così, insomma, anche se poi si parla della segreteria federale della Lega Nord. No, guardi, l'elettorato è ben conscio del fatto che la questione settentrionale, la questione del Nord è una questione tipicamente della Lega. E per questo motivo io penso che la Lega avrà veramente lunga vita. Che cosa le chiedono i cittadini quando gira, quando passa? Le chiedono qualcosa su questi scandali che hanno toccato la Lega? Ma ci chiedono pulizia, rigore, legalità, etica, ma sinceramente ne hanno le palle piene di sentir parlare di segreterie, di vicende di partito. La gente vuole vedere amministratori che lavorino e non dimentichiamoci che i voti della Lega li ha presi con gli amministratori. Cosa ne pensa dei due candidati alla segreteria? Sono due validissimi candidati, lo si è capito anche dagli interventi che hanno fatto. I militanti sono maggiorenni e vaccinati, decidano. C'è il rischio di qualche resa dei conti interna tra i militanti, tra i delegati? Beh, se ci fosse sarebbe la fine della Lega, per cui è bene che non ci sia. E il futuro della Lega? Direi con il sole splendente, ve lo vedrete da soli. Ora invece vi propongo un'intervista realizzata ieri col capogruppo della Lega Nord alla Camera dei Deputati Giampaolo Dozzo, che ci ha spiegato insomma in soldoni di come potrebbe essere strutturato il prossimo statuto della Lega Nord per l'indipendenza della Padania e non solo, ovviamente. Sentite un po'. Cosa si aspetta da questo congresso? Innanzitutto, al di là di chiunque sarà il segretario nazionale della Lega Veneta, deve essere un segretario di tutti, e questo sono sicuro che sarà così. Poi ci sono state delle proposte molto interessanti, queste dovranno essere portate al prossimo congresso federale, che è un congresso molto importante anche perché si cambierà lo statuto. Qualcuno ha parlato di confederazione, io questa idea l'avevo già espressa nell'ultimo consiglio. Ecco, ma come è fatta in soldoni questa? Come sarebbe fatta? Cioè, i rapporti come sarebbero tra le segreterie nazionali? Adesso siamo su una federazione e confederazione vuol dire che c'è il maggior apporto per quanto riguarda le segreterie nazionali nelle decisioni che poi vengono prese dal punto di vista politico. Quindi un giorno potrebbe darsi che la Lega Veneta in autonomia potrebbe allearsi con qualcuno per il Veneto, alle regionali del Veneto o le comunali del Veneto o le provinciali in Veneto, a differenza delle alleanze nazionali nel caso vi fosse. È questo? Esatto, e guarda caso questa è una proposta già prevista nella bozza del nuovo statuto. Ogni nazione avrà una propria autonomia in un contesto globale che comunque insomma però ci sarà proprio questo, è molto importante.
Ecco, e qui insomma il clima che tira anche rispetto a tutto quello che è accaduto nelle scorse settimane ai vertici della Lega Nord, che aria si respira insomma anche tra i militanti? Ma io ho visto interventi buoni, tutto sommato un clima disteso e tranquillo, non ci sono state, come qualcuno temeva, chissà cosa, chissà quale situazioni, ma è tutto tranquillo come sempre i nostri congressi della Lega. Noi discutiamo al nostro interno, magari anche in maniera vivace, ma però al di là delle discussioni non passiamo a altre forme che in qualche altro partito sono così, qualche volta sono state messe in atto. Per quel che riguarda il fronte romano invece, la politica nazionale, visto che lei è anche capogruppo per la Lega alla Camera dei Deputati, che aria si respira? Insomma, vedendo come si muove il governo Monti, vedendo come si muovono tutti i partiti che sostengono il governo Monti, Lega esclusa, e guardando il suo interno, che deduzioni fa? Ma noi siamo all'opposizione, abbiamo fatto tutta una serie di proposte ben precise, non solo quello per quanto riguarda il finanziamento pubblico, ma anche per dare più credito sia alle famiglie che alle imprese. Non mi sembra che in questi 6 mesi del governo Monti abbia fatto qualcosa di fattivo per quanto riguarda questa questione, anzi abbiamo visto che la disoccupazione è aumentata, il trend negativo aumenta sempre più. Dicono adesso che vuol dire voler fare un decreto mettendo un po' di milioni di euro, miliardi, ma voglio vedere poi dove si trovano per quanto riguarda il lancio delle imprese. Se non si inizia a tagliare la spesa pubblica ho la sensazione che queste rimarranno solamente belle parole, belle proposte, ma poi dal punto di vista concreto non ci sarà nulla. Ultima domanda, si è vociferato, Roberto Maroni l'ha detto, potremmo non andare a Roma nel 2013. Lei da capogruppo come vede un'idea di questo genere? Ha delle fondamenta? È sbagliata? No, ci sono tutta una serie di opzioni, quelle di non andare a Roma nel 2013, quindi rimanere qui con i nostri governatori e con i nostri amministratori. Quella anche di andare, se ci andiamo da soli alle prossime elezioni politiche, ma questa io l'idea l'ho lanciata ancora 2 mesi fa, e quindi sono tutte opzioni che deve essere il Congresso federale a dare delle indicazioni. Certo è che se il Congresso federale pone alle votazioni e passa questa ipotesi di non andare più da Roma, dovremo andare da subito, non presentarci più a Roma, e anche dovremo ognuno di noi appunto dare delle missioni, perché è inutile non andare a Roma e magari percepire ancora lo stipendio come fanno qualcuno. Ultima domanda, sono 30 o 28 gli scudetti della Juventus? Sono 30 o 28 gli scudetti della Juventus? Beh, io da Juventino sono 30. Allora, grazie anche a Giampaolo Dozzo per questa ultima considerazione. Chiudiamo questa seconda parte di Che aria tira con l'intervista finale che abbiamo realizzato con Flavio Tosi dopo la sua proclamazione a segretario nazionale della Liga Veneta, e poi vi proporremo quella più ampia invece che abbiamo realizzato durante la votazione, quando ancora non si sapevano i risultati. Flavio Tosi, alla fine ha vinto, segretario nazionale della Liga Veneta, come si sente? Beh, diciamo un po' di tensione in meno rispetto a qualche ora. Aveva qualche dubbio? Ma sai, le elezioni, anche quando sono state le comunali a Verona, i sondaggi dicevano una certa cosa, le aspettative pure, però finché non ci sono i numeri bisogna sempre... La cosa che fatalità ricorre il 57%, perché a Verona è stato il 57%. È un numero. Anche questo congresso fatalità è il 57%. Però ecco, siamo abituati a lavorare, come a Verona di lunedì ci sono stati i risultati, martedì eravamo in ufficio, lo stesso vale per il nostro movimento. Da domani mattina si ricomincia a lavorare più di prima per far ritornare la Lega, non tanto quella che era, perché la Lega è ancora quella di prima, stessi militanti, stessi amministratori, al di là di 4-5 che sono portati male, ma la Lega è quella. Però bisogna riconquistare la fiducia dei cittadini, tornando a essere credibili e a far dimenticare le brutte cose di Belsito e dintorni. E questo Flavio Tosi con la Liga Veneta, Matteo Salvini con la Lega Lombarda e Roberto Maroni sapranno e dovranno fare questo per ritornare a essere il primo partito del Nord. Se vogliamo portare a casa i risultati si passa da lì. Salvini ieri simpaticamente, un po' ironicamente come fa, dice: perché noi lombardi, se prendiamo la coscienza di sapere ciò che siamo, non c'è Veneto che tenga, non c'è nessuno che tenga, noi siamo... Però ha detto simpaticamente. No, vabbè, ma simpaticamente, ma intanto l'orgoglio del proprio territorio è doveroso e normale che ciascuno l'abbia. E poi il Veneto fa 5 milioni di abitanti, la Lombardia ne fa 10.
e quindi la più grande regione d'Italia, la prima forza produttiva d'Italia, guai se non avesse un orgoglio e rivendicasse la sua forza, la sua autonomia e la sua identità. Quali sono gli obiettivi di Flavio Tosi da politico e da segretario nazionale? Ma è quello di portare a casa risultati concreti. Il primo risultato concreto quale potrebbe essere? Adesso secondo me da qua a un anno bisogna lavorare per le prossime elezioni politiche e bisogna far vedere ai nostri territori che la Lega a Roma, la Lega oggi forza di opposizione, si batte per delle proposte concrete, cioè dire noi vogliamo fare queste 3 cose, portarle a casa per il Nord, per poi ripresentarsi fra un anno dicendo per il Nord noi nei prossimi 5 anni chiediamo questo, cioè abbandonare gli slogan, la demagogia, le divisioni interne, perché le divisioni interne perdi più tempo a litigare che non a lavorare all'esterno. Partendo da lì non sarà difficile ritornare ad essere credibili perché, ripeto, la Lega è ancora e sempre fatta delle stesse persone, delle stesse idee, degli stessi militanti. Qualcuno in platea diceva finalmente adesso un segretario che i ricorsi per contenziosi interni li guarda e non li mette nel cassetto e li tira fuori dopo 2 anni dicendo che sono andati prescritti. Beh, diciamo che qualche volta questo è successo, ma non serve andare a rimangare il passato, l'importante è guardare da qui in avanti. Ci sono delle regole interne al movimento e devono essere assolutamente rispettate, perché uno dei grandi punti di forza della Lega è sempre stato quella di essere compatta, di dire le stesse cose verso l'esterno, e quindi l'imprenditore, l'associazione, le parti sindacali, le famiglie. Chiunque si rivolgeva alla Lega sapeva che parlando dal militante al consigliere comunale, al sindaco, all'amministratore regionale, a chiunque, sapeva che aveva la stessa risposta perché la Lega era compatta. Dobbiamo tornare assolutamente lì. Posso chiudere chiedendole un saluto agli ascoltatori di Radio Padania? Quando ci sentiamo dico sempre buona Padania a tutti e chiudo dicendo buona Padania a tutti. Grazie Flavio Tosi. Alle 18:11, questa è Che Aria Tira. Saluti da parte mia, Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Colombo in regia tecnica. Allora, l'intervista che abbiamo realizzato ieri a Padova, all'Hotel Sheraton, con Flavio Tosi durante le operazioni di voto. Abbiamo parlato di tutto, sentite un po' che cosa ci siamo detti. Flavio Tosi, come sta andando il congresso? Bene, nel senso che sono stati dei begli interventi sia da parte del sottoscritto che di Massimo Bitonci, che in molte parti ci siamo anche ripetuti, nel senso dell'unità, del lavorare sul territorio, del ritornare a essere un po' meno romani e più vicini alla nostra gente, di dare le risorse alle sezioni, un appello diciamo rispetto a quella che è l'azione della Lega, al rilancio e a riportare credibilità a un partito che non è cambiato, cioè al di là di 4 o 5 persone che hanno approfittato di Umberto Bossi, che forse ha minato la credibilità del partito stesso. Hanno fatto il danno in 4 o 5 quando la Lega è fatta da decine di migliaia di iscritti, migliaia di militanti, centinaia e centinaia di amministratori, di sindaci, abbiamo 2 governatori, Cota e Zaia, e quindi siccome la Lega è sempre quella, al di là di eliminate diciamo le figure che hanno fatto del male al movimento, si può ripartire con molta serenità, ecco, quindi è stato un bel congresso da questo punto di vista. Poi c'è stato anche qualche intervento in alcune province un po' vivace rispetto a situazioni locali, ma insomma è un congresso, nel congresso ci sta anche quello. Sono molto piaciute le parole di ringraziamento quasi a Giampaolo Gobbo, è un riconoscimento che avviene oggi rispetto a una cosa fatta più di 15 anni fa, quando ci fu problema con Mencini, quando forse tenne al riparo Giampaolo Gobbo la Liga Veneta, il patrimonio di voi amministratori veneti dalla voglia di azzeramento milanese. Diciamo che nel 98 ci fu quell'episodio difficilissimo come Mencini di Verona, quindi noi lo vivemmo in modo molto drammatico. Peraltro appunto Paolo Gobbo per fortuna fu l'unico consigliere regionale a rimanere fedele alla Lega e a restare quindi perno per tutto il Veneto, e da lì lui ha guidato la Lega in momenti più facili, in momenti meno facili. Abbiamo il governatore Luca Zaia che è della sua stessa provincia e quindi maggior merito ancora in questo senso a Paolo Gobbo, e quindi per tutto quello che è il lavoro fatto non si può non ringraziarlo, perché ha tenuto in piedi un movimento in momenti assolutamente complicati, riuscendo a gestirlo, dando serenità
e quindi era giusto, penso, da parte di chiunque tributare un ringraziamento, perché l'ingratitudine è un bruttissimo sentimento e i leghisti dovrebbero farne e ne fanno come fanno tranquillamente a meno. Ci è sembrato di capire, di percepire che c'è questa voglia di ritorno al venetismo, anche se comunque c'è sempre stata la presa di coscienza di essere veneti. Però dal palco abbiamo sentito questi interventi, torniamo a essere veneti, torniamo a rivendicare una nostra certa autonomia. Allora, noi abbiamo una cosa che non dobbiamo vergognarsi di esserlo, nel senso che siamo un popolo, abbiamo una storia. Aggiungo anche una cosa, ero dietro, in fondo e ho sentito mormorare dicendo ma certe persone lo dicono oggi, un anno fa non lo dicevano, torniamo a essere venetisti, non dobbiamo essere sudditi di Milano. L'errore è la contrapposizione con Milano, cioè un discorso è rivendicare l'orgoglio e l'identità del Veneto come popolo, come Liga Veneta, e quindi che bisogna certe decisioni condividerle. Se il cosiddetto cerchio magico ha potuto fare quello che ha fatto è perché anche in Veneto qualcuno ha subito passivamente senza mai alzare la testa, e quindi questo va cambiato, ma questo va cambiato non nel senso di dire allora rompiamo, perché anche il Veneto ha avuto i suoi, diciamo così, i suoi morti, perché il senatore Stifoni espulso dalla Lega è veneto, quindi non è che gli errori abbiano un'unica paternità territoriale, ci sono stati, punto. Bisogna far pulizia rispetto a chi ha sbagliato, ma stare uniti, pari dignità, Veneto e Lombardia, ma non Veneto contro Lombardia, Veneto con la Lombardia. Ieri Matteo Salvini ha vinto alla grande il congresso nazionale della Lega Nord Lega Lombarda. Noi in questo momento, anche per chi ci ascolta, non sappiamo ancora come andrà a finire la conta. Ecco, se lei diventasse segretario nazionale della Liga Veneta, ci potrebbe essere un'unità di intenti, un lavoro legato magari anche all'amicizia, renderebbe più facile forse l'amicizia, un lavoro comune? Diciamo che è chiaro che l'amicizia fraterna che mi lega con Matteo Salvini e con Roberto Maroni aiuta, perché è ovvio, insomma, quando sai un rapporto di amicizia che va anche al di là della politica, questo cementa ancora di più l'azione comune. L'importante è lavorare tutti per l'unità. Quando io nel 97 diventai segretario provinciale, vinsi contro il candidato di Comencini, vinsi 144-140, quindi con un partito spaccato esattamente in due, e riuscimmo a lavorare serenamente per anni, proprio perché si lavorò per unire e non per dividere, facendo capire che la Lega è la Lega e chi gioca una partita diversa deve starne fuori, ed è da qua che bisogna ripartire, perché c'è anche adesso chi fomenta divisioni sbagliando. È un numero grosso, un numero esiguo di queste persone che fomentano divisioni, oppure quel giorno dopo, quando sarà ufficializzato lo spoglio, si starà tutti assieme al segretario? Io credo che il numero sia decisamente esiguo, perché bastano 2 o 3 per fomentare, insomma, a soffiare sotto il fuoco si fa in fretta, è più difficile spegnerlo, però è anche vero che poi dopo l'esito dei congressi regole certe, regole uguali per tutti, rispetto reciproco, e si torna alla Lega di una volta. Come la vorrebbe la Lega di una volta lei? Su quale basi, giusto per chiudere, per immaginarsi il futuro della Lega che torna a fare un'offerta concreta agli elettori delusi che non la vedono più come interlocutrice per la questione settentrionale? La Lega dovrebbe, fermi restando le alleanze ancora in essere con il PDL in Piemonte, in Lombardia e in tante realtà. Ecco il discorso anche della confederazione, del legarsi regionalmente, nazionalmente, per chi parla di cose leghiste, come lo vede? Di fatto è già così, semplicemente c'era un'impostazione diversa, perché Umberto Bossi era il capo, ed essendo il capo era l'unico di fatto, e quindi c'era meno collegialità per la figura carismatica di Umberto Bossi, perché Umberto Bossi era Umberto Bossi. Adesso invece, l'ha già detto anche Roberto Maroni, non ci sarà più quel tipo di regia, ma ci sarà un gruppo che sarà in segreteria federale, che sarà nelle segreterie nazionali, dove si lavora insieme, confrontandosi, discutendo, e il modello deve essere quello del territorio, e quindi pensando alla SVP anziché alla CSU bavarese, un partito che rappresenta il territorio, che difende il territorio e tratta con Roma per il territorio, perché insomma a questo punto l'unica leva è trattare con Roma, perché se si è visto benissimo ci hanno fregato anche con Berlusconi, insomma il federalismo non ce lo vogliono dare, e quindi bisogna dire questi sono i parlamentari nostri, volete confrontarci, discutiamo e trattiamo, come ripeto hanno sempre fatto l'SVP, e l'SVP con poco peso e qualche voto ha sempre portato a casa tanto, perché andava là a contrattare voto per voto. Quale sarà il primo atto da segretario nazionale se venisse eletto segretario nazionale? Adesso intanto queste cose sono domande che retoriche, vero? No, bisognerebbe essere scaramantici, perché bisogna aspettare l'esito dell'urna. Se così fosse, ci sarà da convocare il Consiglio nazionale per condividere delle regole
per spiegare che non c'è uno contro un altro e che si deve lavorare insieme, perché il congresso è un momento che finisce nel momento in cui finisce, un minuto dopo si lavora assieme. Allora, questa era l'intervista che abbiamo realizzato durante le votazioni con Flavio Tosi, e poi dopo il voto abbiamo beccato, così se si può dire, Giampaolo Gobbo, che in pochi secondi ha riassunto un po' tutta la situazione. Giampaolo Gobbo, segretario uscente della Lega Nord Liga Veneta. Sentitelo. Vediamo se parte. Segretario nazionale della Liga Veneta succede Giampaolo Gobbo, che è qui con noi. Giampaolo Gobbo, che giudizio, che valutazione dà di questo congresso? Ma è un congresso fatto dai militanti, dai delegati, hanno votato e adesso si continua nella linea della Lega con Flavio Tosi come segretario. La Lega, con questi volti che sono usciti, Salvini ieri a Milano, Tosi oggi qua, come può dare un'offerta nuova ai cittadini che vivono l'antipolitica, che forse fuggono un po' e non credono alla Lega come garante della questione settentrionale? Può cambiare qualcosa? No, io credo invece che la Lega ha sempre avuto gli anticorpi e proprio con queste persone continua ad avere gli anticorpi, e vedrete che di Lega si parlerà ancora per tanti e tanti anni. Grazie per tutto, Giampaolo Gobbo, grazie. Grazie a voi. Da Belluno. Come ti è sembrata? Bene, dai, l'importante è che da adesso in poi si inizia a costruire qualcosa di importante. Era un'elezione scontata, era un'elezione che poteva andare in un altro modo, o è andata proprio così bene? È andata bene, dai. Cosa ti aspetti dalla Lega da oggi, dalla Liga Veneta, dalla Lega Nord? Che abbia un nuovo senso di crescita per il movimento e del nazionalismo veneto, e che dia spazio ai giovani, e che insieme alle altre leghe si possa finalmente raggiungere all'indipendenza o al federalismo. Cosa ne pensi di Flavio Tosi, segretario? Flavio Tosi è una persona precisa e è un buon sindaco, quindi spero sia anche un grande segretario. Beh, direi molto bene, cioè il risultato... Facciamo da capo, da dove vieni? Da Camponogara, provincia di Venezia. Come ti è sembrata questa elezione? Molto, molto bella, una bella discussione interna, e quindi questo è positivo perché fa del bene al movimento. Da domani si ricomincia con Flavio Tosi e si dovrà puntare all'unione, all'unità del movimento, con gli ideali che abbiamo sempre avuto, e con una marcia in più, perché si riparte dal territorio. Che cosa ti aspetti come primo atto da Flavio Tosi, segretario? Beh, secondo me deve girare per le sezioni e cercare proprio questa unità. Naturalmente non ci si deve dimenticare di quello che è stato fatto alle sezioni, i commissariamenti vari, deve essere risolto tutti i problemi che c'erano, però adesso abbiamo una persona che i ricorsi, invece di metterli dentro il cassetto, li guarderà, e quindi chi non ha fatto niente non ha nulla da temere. Per il resto potevano pensarci prima. Propongo questa intervista veramente bella con Emanuela Munerato, parlamentare di Rovigo della Lega Nord. Sentite un po'. Dovrebbe partire, vediamo se riusciamo a... Benvenuta la nuova segretaria del sindacato padano, Emanuela Munerato. La faccio, la taglio o la tengo? La tagliela. La taglio. Prima dobbiamo costruire tutta la squadra e dopo si vedrà dopo. Ma è una cosa fattibile o? Ma penso di sì, ma anche perché c'è bisogno. Te la sentiresti? Sì, se ho la squadra giusta sì. Che cosa serve per fare una cosa del genere? Beh, prima cioè, a parte che uno vede come è andata fino adesso, dico faccio l'esatto contrario, è già un buon punto di partenza. No, appunto, però diciamo ci vuole una squadra prima di esperti in diritto di lavoro, creare una squadra operativa, e dopo ci serve una persona che possa andare in giro a seguire tutte le varie vicissitudini che ci sono tra le fabbriche, in mezzo alla gente, come ci ha sempre insegnato Umberto Bossi. Poi tu vieni da quell'ambiente e dico, sai cosa vuol dire subire un sindacato? Appunto, non è una cosa quindi farlo non è una cosa difficile, continuo a fare quello che ho sempre fatto e non è un problema. Perché l'importante è metterci la faccia a volte, dico. Ma io non ho problemi, so che sicuramente, non so se sarò all'altezza, però quello che riesco a fare, so che l'impegno che ci metto sarà al 101%. Allora, non ti chiedo se sei contenta, però l'esito di questo congresso secondo te fa ben sperare per il futuro della Liga Veneta, della Lega Nord stessa? Non dovrei dirlo, ma sono strafelice, non contenta, strafelice. Flavio è un amico, ma un amico quasi fratello, ma da tanti anni. Io sono cresciuta nell'ombra sua, mi ha sempre insegnato proprio nei miei confronti, ogni volta che gli mandavo un messaggio mi rispondeva, ogni volta che gli chiedevo qualcosa mi è sempre stato presente, e io sono cresciuta con questo modello
di politica, che è la stessa che bene o male ci ha insegnato Umberto Bossi. E per me adesso veramente cambieranno tante cose, per me e per tutta la Lega, perché c'è un segno di rinnovamento, l'abbiamo visto in tutte le varie nazioni, perché ieri in Lombardia, l'abbiamo visto in Liguria, l'abbiamo visto in Emilia e Romagna, perciò dappertutto, e sicuramente da domani partiremo con una grande grinta, che riusciremo magari con un po' di fatica, ma riusciremo a ritornare ai livelli che eravamo. A Rovigo che aria tira? A Rovigo non vedo più nessuno, stamattina erano qua tutti i militanti, erano qua tutti pimpanti, adesso vedo solo la mia squadra che è venuta su adesso, che sono tutti strafelici naturalmente come me, e siamo qua tutti uniti e sicuramente pronti a lavorare per Flavio e per il rinnovamento della Lega Nord. Secondo te anche chi non ha votato Flavio Tosi è pronto a lavorare per il rinnovamento? Secondo me sì, Non c'è una divisione netta interna? C'è stata, ma c'è stata durante la competizione. Adesso finita come ha detto Flavio Tosi, come ha detto anche Giampaolo Gobbo, finita la festa si va a lavorare. Flavio Tosi ha una grande dote che riuscirà a ricompattare tutto il gruppo, secondo me. Magari qualcuno lo perderemo per strada, ma per volontà di quest'ultimo, insomma. Ma Flavio Tosi secondo me riuscirà a ricompattare tutto il gruppo e fare una grande squadra. Emanuela, ti chiedo questo, visto quello che sta accadendo a livello nazionale, visto questo sentimento forte di antipolitica, da questi congressi e poi speriamo anche dal congresso federale, la Lega potrà ripartire dichiarandosi ancora alternativa interessante all'antipolitica e come interlocutore principale per i cittadini del nord della questione settentrionale, perché comunque c'è una cosa politica che è ancora, un nodo politico che è ancora irrisolto. Secondo me solo la Lega può farlo ancora, e solo la Lega può farlo, perché è stato l'unico partito che è stato vicino ai cittadini e in mezzo alla gente, e solo la Lega può capire veramente le difficoltà che hanno i cittadini. E abbiamo visto anche l'altra sera che ero a Porto Buffolà per la campagna elettorale di Flavio, che c'era Maroni, un casino di gente, tantissimi giovani che sono pronti a lottare e a lavorare per la Lega. Non abbiamo bisogno più di tanti proclami, perché la gente vuole fatti concreti. Dobbiamo metterci in testa questo, dobbiamo ritornare nelle piazze, dobbiamo ritornare a farsi sentire tutto il lavoro che stiamo facendo sia in Regione, sia a Roma e dappertutto. La gente è stata scontenta delle alleanze che abbiamo fatto, se dovremmo farle ancora, che non lo so, questo non sono io a dirlo. Prima portiamo a casa i risultati nostri e dopo casomai voteremo le loro cose, ma prima portiamo a casa le cose nostre e lo mettiamo bene chiaro, altrimenti alleanze nessuna. Cosa ne pensi di questa idea di confederare la Lega, ossia di dare dei rapporti paritetici tra le nazioni, tutto come dire ancora lì da approvare, lo approverà, ne discuterà e lo approverà se sarà il caso al Congresso federale, però questo fatto di pensare come riferimento alla CSU piuttosto che alla Südtiroler Volkspartei, quello di dire sul mio territorio regione per regione decido io, segreteria nazionale, con chi allearmi nel caso di allearsi. Penso possa andare bene, ma ne discuteranno domani chi gli compete questa cosa. Oggi facciamo festa. Oggi abbiamo eletto un segretario, ci penserà lui, l'abbiamo eletto perché crediamo nel suo modo di fare, nel suo modo di lavorare, perciò completa fiducia a Flavio Tosi e a tutti gli altri segretari nazionali. Grazie ad Emanuela Munerato, magari un giorno leader di un sindacato padano, magari. Un giorno lontano.